uniti da tutta la Liguria, portando il peso di un unico crocifisso scelto non a caso. Sarà quello custodito nella chiesa di Sant'Ambrogio di Mignanego il crocifisso che tutte le confraternite della zona ecclesiastica ligure porteranno in processione a Roma in occasione del Giubileo delle confraternite, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio. Un appuntamento che richiamerà confratelli da tutta Europa e dal mondo. Ci saranno le casse processionali provenienti dalla Spagna e che vedrà per la Liguria la presenza di una testimonianza di fede antica e radicata. È un po' un simbolo per tutti i portatori di Cristo, della Liguria, perché è un po' il primo dei grandi crocifissi processionali che hanno superato, un certo peso. Parliamo ha superato i 150 kg di peso almeno. È legato anche alla figura di Sandro Molinari, che fu un grande cristianizzante e realizzatore di molti di questi grandi crocifissi. Un po' per la sua grandezza e per la sua importanza è stato scelto proprio per rappresentare le confraternite liguri e questa tipicità delle confraternite liguri, che è proprio quella di portare il crocifisso in processione. Vi sarà un folto gruppo di cristesanti che porteranno questo crocifisso nella grande processione del sabato, e poi, a Dio piacendo, anche la domenica sarà portato in piazza San Pietro. È anche l'occasione per vedere delle casse processionali spagnole e una cassa processionale di Enna. A noi fa piacere portare questo crocifisso perché Papa Francesco negli anni è stato amante dei nostri crocifissi, ha partecipato a Genova alla messa. Chi ha avuto l'occasione di parlargli sa che era un argomento a lui molto caro. Due cenni storici su questo crocifisso che verrà portato a Roma per il Giubileo. È un assemblamento storico perché ora le parti del crocifisso sono l'immagine crociera sono della parrocchia di Sant'Ambrogio di Mignanego e i cantonali sono della confraternita di San Giovanni Battista di San Bartolomeo di Vallecalda Savignone. Però era l'assemblamento che aveva fatto Sandro Molinari nel 1967, quando ha ideato e fatto costruire questi cantonali in legno. Perché abbiamo fatto questo assemblamento qua? Prima di tutto perché è stato il primo Cristo che ha dato il via ai grossi crocifissi liguri, e abbiamo deciso di farci rappresentare da questo crocifisso per innanzitutto dare un valore alla memoria di Sandro Molinari, che è stato un artista di queste cose qua, e poi soprattutto per dare la possibilità a più gente di poterlo portare. Un manufatto del peso di 145 kg che sarà portato a Roma, dove verrà portato in processione da decine di confratelli delle 7 diocesi liguri. L'ultima prova si è svolta all'oratorio della Santissima Trinità di Lavagna. Qui il crocifisso è arrivato da Genova. Una volta allestito e dopo la foto di rito sotto i suoi imponenti bracci, sono iniziate le prove. C'è stata questa unità nello scegliere questo crocifisso. Tutti coloro che sono in grado di portarla sono stati invitati a far parte di questo gruppo che a Roma appunto farà questa processione e che porterà questo crocifisso. Quindi ci sono persone che anche questa sera provengono da fuori diocesi di Chiavari, diocesi di Genova, diocesi di Savona, diocesi di Spezia, e penso che questo sia un segno molto significativo, perché questa unità che caratterizza i nostri confratelli e cristesanti è un segno sicuramente di speranza. Il tema del Giubileo è quello appunto proprio della speranza, pellegrini di speranza, e sotto l'immagine del crocifisso sentiamo come confratelli di essere testimoni nel nostro piccolo di questo significato. Sabato 17 ci sarà dunque la processione per le vie di Roma, domenica 18 invece la messa in piazza San Pietro, si spera alla presenza del nuovo Papa. Intanto un ricordo è andato a Papa Francesco e alla messa presieduta a Genova in piazzale Kennedy durante la visita del 2017, alla presenza proprio dei crocifissi liguri, da lui molto apprezzati. Siamo anche emozionati perché probabilmente domenica 18 che ci sarà l'altra processione, che entreremo in piazza San Pietro, dovrebbe appunto accoglierci il nuovo Papa eletto in questi giorni.